Adesso, secondo l'ordine del giorno, previsti 2 interventi tematici. Ah sì, scusatemi, sì, prima c'era un attimo Ivan che faceva una breve introduzione tematica, poi c'è la Maria Chiara Tosi che porterà un contributo sul territorio e governo locale, poi la Marina Scaloni su cultura e scuola. Assolutamente già troppo intenso. Così funziona. Buonasera, bentrovate, bentrovati. Il mio intervento, come è stato detto, dovrebbe essere, anzi cercherò che sia, un intervento di presentazione di uno spazio tematico all'interno del circolo veneziano SEL di Sinistra Ecologia e Libertà, e anche appunto di introduzione e presentazione di altri interventi che vanno nella stessa direzione. Questo spazio tematico che qui viene rapidamente sintetizzato, presentato, nasce da una esperienza che anche io ho condiviso avvicinandomi alle attività di Sinistra Ecologia e Libertà qui a Venezia. Una esperienza che non è del tutto strana per me, ma molto piacevole, ovvero la possibilità di essere attivo politicamente, quindi di trovare un luogo in cui confrontare le mie intenzioni, idee, aspirazioni, provenienze, conoscenze, confrontare e cercare di connetterle, articolarle con altri, quindi trovare quello spazio politico che è lo spazio plurimo, no? Molteplice, di molti. E quindi la possibilità di ascoltare, di essere ascoltato, e questa esperienza di trovare questi momenti a livello politico, appunto, che non è così strano ma non è neanche così consueto, mi ha fatto pensare, ci ha fatto pensare che è un patrimonio importante che non va sottovalutato, che non va in qualche maniera messo da parte. E quindi ecco che l'idea appunto di coltivare questi momenti sta insieme ad altri momenti, come possono essere, come può essere la sfera, la dimensione della comunicazione pubblica, no? Dell'informazione, della diffusione di idee, informazioni, scelte, come può essere quello della organizzazione di uno spazio in qualche maniera comunitario o di spazio comune, quindi l'organizzazione, oppure quello che come è stato variamente ricordato qui, l'attività politica, l'attività anche istituzionale. Questi sono momenti che qui cito molto rapidamente, ma che a mio avviso stanno insieme, o a nostro avviso stanno insieme e stanno in armonia con l'idea anche appunto di un confronto sui temi. Abbiamo provato quindi a raccogliere anche, quindi non disperdere con l'idea che i contributi, sia dei contributi che venissero proposti durante gli incontri, sia dei contributi scritti, anche delle contestazioni, delle prese di posizione o delle provocazioni, che venissero raccolti e in qualche maniera messi a frutto. Ecco, che questa parte qui sia che vada coordinata alle altre parti, ma che non sia qualcosa in qualche maniera di marginale. Allora su questo poi il pensiero è che possono venire incontro anche alcuni strumenti di rete, come le fabbriche, come dei momenti che hanno anche nella comunicazione più moderna, un supporto. E non solo un supporto, insomma anche un centro di reciproca attivazione. I temi che sono arrivati e che abbiamo raccolto sono vari, e spesso sono vari anche al loro interno, e sicuramente questi sono in parte anche temi vecchi e molto nuovi, come è stato ricordato qui. Forse il tema più pressante è proprio il tema del lavoro,
del lavoro che non c'è, del lavoro che è precario o comunque del lavoro che cambia. C'è una forte attenzione sui processi di partecipazione democratica, sulle modalità di partecipazione, e ci sono altri temi che proveremo ad introdurre qui. Altre persone dopo di me appunto si sono anche rese disponibili per accennarli, rispetto alla gestione del territorio e quindi al governo dei processi anche territoriali, oppure su un tema che anche a livello nazionale SEL ha messo al centro, il tema della cultura, del sapere. Ecco, alcuni accenni ancora a che cosa potrebbe supportare questa attenzione. Da un certo punto di vista è una modalità assolutamente classica. Se all'interno di una forza politica non ci sono dei temi, significa che probabilmente non ci sono delle idee, non c'è confronto. Però l'attenzione vuole indicare il fatto che c'è anche qualcosa di metodologico, appunto, che non vanno esauriti i singoli contributi delle persone, un po' come veniva detto prima, il fatto che probabilmente c'è molta capacità, molte conoscenze, molti saperi che si presentano dentro uno spazio che li sa cogliere, che li sa ascoltare, li sa articolare e che li può far fruttare. Da questo punto di vista uno spazio sui temi può diventare una sorta di diario collettivo, una specie di appunti presi insieme per supportare gli altri processi e per fare in modo che appunto la partecipazione delle persone non venga esaurita ad un livello di confronto che poi non trova le successive